Euroregione News. Arti marziali, Codroipo in scena. Raffaele Stanace del dojo di Codroipo, dopo lo stage alla presenza di oltre 150 atleti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, su 2 tatami per oltre 400 metri quadrati. Qual è lo scopo delle arti marziali oggi? Il discorso delle arti marziali rimane sempre una cosa importantissima ai fini della difesa personale, anche proprio per l'equilibrio e le caratteristiche fondamentali che donano le arti marziali al praticante, in primis l'autocontrollo, il rispetto, che sono secondo me cose fondamentali prima di qualsiasi altra cosa. Le arti marziali vanno dai 4 anni senza limiti di età e comunque senza nessuna tipologia di problematica che può fermare il soggetto nel praticare le arti marziali. Allo stage sono rimasto molto felice di avere la presenza di un ragazzo che ha già disputato 3 Olimpiadi, precisamente 3 Olimpiadi nel judo, ottenendo splendidi risultati molto lusinghieri, ed è oltre 12 anni che è in nazionale di judo paraolimpica in quanto ipovedente. Questo dimostra appunto che non c'è nessuna tipologia di limite, i limiti siamo solo noi che ce li poniamo, ma le arti marziali non pongono limiti a nessuno. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.